proprio non lasciare nessuna dichiarazione. C'è sempre quel discorso fondamentale. Da una parte si dice che noi percepiamo l'insicurezza, invece l'insicurezza la subiamo. Non vuole parlare ma si dice scosso. La percezione di criminalità precisa solamente al citofono qui è una realtà quotidiana. Nelle scorse ore se l'è vista brutta. Un medico 71enne in pensione che abita in questa villa in via Castellana a Trivignano. Si è trovato faccia a faccia con i ladri. In zona la gente ha paura. Hanno rapinato in casa un signore qua, in questa casa qua, gli hanno tirato un pugno in faccia, lui ha 75 anni, hanno aggredito la... Si sente sicura in sto periodo oppure... No, per niente. La reazione dei malviventi è stata violenta, hanno colpito il proprietario di casa e la donna di servizio. I ladri danno un pugno in faccia al pensionato che si mette a gridare. In suo aiuto arriva la collaboratrice che viene spinta contro una finestra rotta. Per lei una ferita non grave al polso. I due malviventi a volto coperto a quel punto si danno alla fuga. L'ex medico li definisce professionisti, non hanno parlato e hanno fatto perdere le proprie tracce. Dopo il tentativo di furto verso le 20 sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, ma dei banditi nessuna traccia. Sono in corso le indagini.